Benvenuti, bentrovati allo speciale Medicina di Teleacras. E allora, la scorsa puntata abbiamo così un po' conosciuto sotto ogni aspetto e ogni funzione un organo che in realtà di questo organo sappiamo tanto, però non lo diciamo, tuteliamo dal punto di vista della salute. Mi riferisco al pancreas. Il pancreas è un organo ghiandola, ecco, diciamo che ha entrambe le funzioni con una forma un po' strana. Abbiamo così attribuito a questa ghiandola la forma di una pannocchia sgranocchiata, sembrava così giallognolo, la cui funzione è importantissima perché in questa struttura vi sono delle isole, ecco, dove ci sono delle cellule particolari, le cellule beta di Langerhans, produttrici di quello che è un ormone importantissimo che si chiama insulina e che serve per la metabolizzazione del glucosio che ovviamente noi ingeriamo in tutte le sue forme possibili e immaginabili attraverso il cibo, attraverso le bevande. Ma non è soltanto questa la funzione del pancreas, anche diciamo che gli enzimi prodotti dal pancreas sono indispensabili affinché nel nostro intestino possano avvenire e completarsi nel susseguirsi quelli che sono tutti i processi digestivi. Però che succede? Effettivamente noi abbiamo un po' sconvolto il nostro stile di vita, per cui a partire dall'alimentazione ci trattiamo davvero male. Infatti diciamo che dall'abuso oramai triste consuetudine frequente fra i giovani, e mi riferisco all'alcol, è una delle cause delle pancreatiti che alle volte possono essere anche mortali. La pancreatite cronica, ecco, ci si sopravvive con le terapie adeguate, ma di pancreatite acuta, attenzione, si potrebbe effettivamente anche morire, come dicevo. Il pancreas, sono aumentati i casi di tumore in questa ghiandola. Allora ci chiediamo da che cosa dipenda, quindi da una cattiva alimentazione, dall'uso sconsiderato di bevande zuccherate. Effettivamente lo abbiamo sovraccaricato questo organo, probabilmente nella sua funzione non riesce più nella regolamentazione affinché non possa andare, diciamo, indietro l'espletare quello che è il suo compito principale. Ecco, abbiamo detto che una sana dieta, una vita fatta di sport, una vita fatta di attenzioni alimentari potrebbe anche agevolare questa ghiandola che, ahimè, quando si ammala e si ammala di tumore, purtroppo il conto è davvero alla rovescia. Con questo non vi vogliamo fare spaventare, ma è sempre un monito per dirvi a voi che ci ascoltate costantemente, insomma, vogliamoci sempre un po' di più di bene, aiutiamo questi organi a lavorare senza che vadano a morte programmata da noi stessi, perché poi alla fine è quello che capita. Bene, adesso iniziamo subito la puntata con i nostri ospiti che vi presento subito, come oggi il professore Carmelo Choumet, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia presso l'ospedale San Giovanni di Dio d'Agrigento, nonché anche professore associato all'Università di Medicina e Chirurgia, proprio in chirurgia generale. Benvenuto professore Carmelo Choumet. E accanto al professore Choumet Sandro Bennici, con il quale parleremo di grandi esperienze ad Agrigento e non solo, ma come può cambiare la vita di un cittadino che un giorno si sveglia e decide di fare del bene a qualcun altro che bene come noi alla fine non sta in alcune situazioni. Allora, professore Carmelo Choumet, iniziamo subito a parlare con lei di un argomento per il quale c'è stato da poco un congresso a livello, devo dire, insomma, massimo livello, perché lei ha avuto il piacere e l'onore di ospitare anche professori che sono venuti dalla Sicilia per parlare di un argomento che, insomma, diciamo che tra pancreas e colon retto spesso siamo messi un po' maluccio. Questo colon retto, noi gli vogliamo bene oppure no? Buonasera, grazie dell'invito a Simona e a Teleacras. Il congresso che abbiamo celebrato 15 giorni fa è stato un buon congresso, sono venuti colleghi da tutta Italia, abbiamo avuto i massimi rappresentanti dello screening del cancro del colon retto di 3 regioni, una del nord, una del centro, una del sud. C'è stato il responsabile della regione Veneto,
Regione Toscana e Regione Lazio, più il nostro Gaetano Geraci di Agrigento. Già direttore del nostro servizio di epidemiologia e dello screening, è andato da poco in pensione, ma ha seminato bene, per cui ci sono adesso gli alberi che sono cresciuti, che sono abbastanza bravi come lui. Il cancro del colon-retto purtroppo ha una incidenza molto elevata, considerando che in Italia, in tutta Italia, ci sono circa 373.000 casi ogni anno e di questi, poiché il tumore del cancro del colon-retto incide per il 14%, fanno qualcosa come 52.000 casi ogni anno su 373.000. Ogni giorno si diagnosticano 1.000 tumori. Sono tanti, professor? Non del cancro del colon-retto, di tutti i tumori. Infatti. E ogni giorno muoiono qualcosa come 485 persone di cancro. Questo tumore è il secondo per incidenza e mortalità. Tuttavia, la sopravvivenza globale è intorno al 65% a 5 anni, con una stratificazione importante, perché quando si scopre e si interviene tempestivamente, al primo stadio la sopravvivenza a 5 anni supera il 90%. Allora, professor Sciuma, lei ha detto 65% dalla diagnosi non tempestiva, insomma 5 anni di sopravvivenza. Ecco, questa che percentuale è? È una percentuale discreta, però bisogna stratificare, come dicevo prima, gli stadi, perché se io scopro un tumore al primo stadio e intervengo immediatamente, la sopravvivenza supera il 90%. Quando sono al secondo stadio già scendiamo all'85%, al terzo stadio scendiamo al 50%, sino ad arrivare al 3-4% quando è in fase metastatica. E allora, quindi, quali sono i momenti di prevenzione? Perché al tumore del coloretto si parla di prevenzione. Il nostro obiettivo è proprio quello di arrivare a una diagnosi precoce e quindi di eliminare tutto quello che può portare al cancro, perché è uno dei pochi tumori in cui ha un precursore. Nel 95% dei casi il precursore del cancro del colon-retto è il polipo, cioè questa formazione che a volte sembra un fungo, a volte sembra un cosiddetto sessile, cioè a collinetta, sì, che occupa il nostro intestino, che col passare del tempo, che si calcola tra 5 e 15 anni, si chiama dual time, in cui nasce benigno, poi piano piano, con le varie tappe, diventa maligno, quindi degenera verso la malignità. Quindi se noi abbiamo la fortuna di fare una colonoscopia e scoprire un polipo che oggi è benigno e lo togliamo, sicuramente non potrà mai diventare maligno perché non c'è più. Ma professore Sciuma, i polipi, queste escrescenze, no? Possono essere definite escrescenze a livello intestinale, c'è un motivo di formazione di queste formazioni? Ci sono i fattori di rischio. I fattori di rischio innanzitutto sono genetici. Però si è visto che, facendo un esempio diciamo molto semplice, che ci sono dei gemelli che per motivi vari uno continua a vivere nel posto dove nasce e l'altro va fuori. Si è visto che questa coorte di gemelli prende come in percentuale la stessa percentuale del posto in cui vive, quindi non solo c'è la genetica, ma questa genetica viene in qualche modo modificata dall'ambiente, quindi ci sono fattori ambientali e fattori genetici e fattori alimentari, perché si tratta dell'ultimo tratto del nostro apparato digerente. E considerate che il colon retto è lungo circa 1,80 m
E da un punto di vista funzionale in realtà sono due. La prima parte è quello che assorbe l'acqua, la seconda è quella che poi è deputato a formare le feci e ad eliminarle. Questo colon ha anche i tumori del colon hanno anche una genetica, quindi una ereditarietà. Quindi parliamo di famiglia a questo Di famiglie, ci sono delle sindromi particolari che determinano già quando nascono si sa che diventeranno tumori. Per esempio i pazienti che soffrono di poliposi multipla, e quando diciamo poliposi multipla, per evitare che diamo un falso allarme, si parla di un colon che ha minimo 100 polipi, minimo. Quindi abbiamo dei ragazzi che purtroppo ne hanno moltissimi, anche 1000, 2000. E in questo caso che si fa? E in questo caso l'unico modo per fare guarire questi poveri giovani è quello di togliere tutto il colon, quindi fare una colectomia totale e bonificare gli ultimi 5 centimetri dell'intestino e unire, quindi fare una unione, una anastomosi tra l'ileo, cioè la parte buona dell'intestino, quello che si chiama piccolo intestino, e con l'ultimo tratto, quello preanale, che si chiama retto. Ma cosa comporta tutto questo, professore? Cioè togliere tutto questo intestino in un giovane, l'intestino con le sue funzioni, importantissimo, cioè si limita alla sopravvivenza malgrado si salvino dal tumore, faranno una vita regolare, potranno mangiare quello che vorranno, potranno fare sport, avere una vita normale oppure no? Potranno fare tutto a distanza di circa 6 mesi. Perché quando andiamo a operare questi poveri giovani, noi togliamo sì tutto il colon, però creiamo una tasca che viene chiamata pouch e quindi da questa tasca creiamo una nuova ampolla che serve a contenere le feci. Possono fare sport, possono fare vita normale. Aspetti, professore, per capire da profani, dall'esterno. Questa ampolla all'interno del corpo di questi giovani operati per poliposi multipla, ma le feci come vengono emesse? Attraverso una... Normali, quindi... Tranne in qualche caso che, diciamo, ci sono delle complicanze, ma sono pochissimi casi, si fa un ano preternaturale, quindi ma un si ano fa preternaturale una in un ileostomia. giovane, professore Sciumè, è una cosa davvero... Sì, è una cosa... insomma... Noi, per principio, la mia scuola, vengo da una scuola in cui le ileostomie o le colostomie venivano fatte non per principio ma per necessità. Quindi le stomie, sottoscritto proveniente da questa scuola e gli allievi che seguiranno, sappiamo che devono essere fatte solo per necessità, mai per principio, tranne in qualche caso particolare, per esempio pazienti che hanno un cancro del retto e che sono irradiati, quindi sono la radioterapia, la chemioterapia, e allora in questi casi i tessuti non sono più tanto vitali e allora si previene una deiscenza, cioè un allontanamento dell'anastomosi, prevenendo con una ileostomia che si chiude nell'arco di 2 mesi. Ecco. Quindi è una ileostomia di protezione temporanea. Difficilmente si fa una colostomia o una ileostomia definitiva in questi casi, tranne quando il tumore è proprio a 1 centimetro dal margine ano-rettale e per la radicalità oncologica non possiamo fare a meno che togliere tutto. Ma oggi diciamo che le stomie sono molto ridotte rispetto a qualche decennio fa. Abbiamo parlato di genetica, di familiarità, di fattori ambientali, di stile di vita, nel senso dell'alimentazione, ma per quanto riguarda il sesso, c'è una predilizione del cancro del colon retto nei confronti di un uomo o di una donna? Tra l'altro mi pare di aver sentito che è il terzo tumore come frequenza e incidenza nella donna, ma forse è salito al secondo posto addirittura. Sale al secondo posto nelle donne che superano i 70 anni. Ma nelle donne un po' più giovani siamo al terzo posto.
Terzo posto, Terzo quindi, posto. ma l'età di Perché c'è la incidenza mammella, poi c'è il polmone e poi c'è, ma nelle donne giovani, Sì. mentre nelle donne anziane c'è prima la mammella e poi c'è il colon retto. Ma Questa è la- per donne giovani cosa intendiamo? Adesso le neuroscienze hanno sì, stabilito sì, che si diventa anziani a 75 anni. sì, al di Quindi sotto, giovani al di tutti, sotto, al di 50, sotto di 60. 65 anni, Ok. mammella, polmone e retto. Sì. Poi superando quell'età, subito dopo abbiamo il cancro del colon retto. Per quanto riguarda l'incidenza tra i due sessi è pressoché uguale, non c'è una predilizione maggiore per uno o l'altro. Ecco, siamo al quindi guarda. 52% contro il 48%. E adesso io le chiedo, prima di parlare quali siano in realtà i meccanismi in cui voi vi adoperate, prodigate nel senso della prevenzione nei confronti del tumore del colon retto, vorrei che lei ci dicesse quali sono i sintomi per capire se io devo fare la coloscopia oppure no, quando ne è necessità, a prescindere dal fatto familiare, del racconto del parente che magari ha avuto questa esperienza. Allora lei mi dice un figlio, un nipote, magari sarebbe giusto che si controllasse una certa per i età. parenti di primo grado, discendenti o collaterali, la coloscopia è fondamentale iniziando a 45-50 anni. La prima, Sì. una volta nella vita, mentre per tutti gli altri ci sono i programmi di screening. Voglio spendere due parole Per lo screening. perché lo screening non è altro che mandare una lettera a casa alla popolazione che è totalmente asintomatica, perché quello che ha avuto già un sanguinamento è un paziente che ha una sintomatologia e quindi va in un'altra categoria. Quindi uno dei sintomi è il sangue nelle Il feci. sanguinamento. Scusi professore, perché ora ci ritorniamo allo screening che è importante. Sangue, ma lei sa bene che la stragrande maggioranza della gente soffre di emorroidi e quindi come si fa a distinguere il sangue emorroidario dal sangue di un eventuale con apposito scongiuro Allora, cancro del colon? tutti i sanguinamenti, a prescindere dalla sede, ormai sono oggetto di studio e devono sottoporsi a coloscopia quando c'è un sanguinamento. Se lei mi chiede invece da un punto di vista didattico, Sì. le dico questo, che il sangue è un elemento che è costituito dalla emoglobina che al centro legano un atomo di ferro. Sì. E allora, quando l'emoglobina è ossigenata, il sangue è rosso, esce sangue rosso. Quando invece è deossigenata, che manca l'ossigeno, diventa prima blu, quindi cianotico, blu, e poi diventa nero perché il ferro si ossida e diventa da ferroso diventa ferrico e quindi abbiamo il sangue che diventa nero. Quindi, questi processi dove avvengono? Un po' in alto e un po' in basso, sì, no? Sì, per cui se un paziente ha del sangue versato nello stomaco, prima di arrivare a essere messo nelle feci, ha tutto il tempo di essere ossidato. Certo. E quindi diventa nero. Sì. Tant'è che si chiama melena, melanos da greco significa Sì. nero. Se invece il sangue del paziente che le viene a dire io ho avuto sangue, la prima cosa è rosso vivo, vuol dire che il tragitto che deve fare è breve, quindi non mi preoccupa tanto il sangue rosso. Mentre se il paziente viene da me e mi dice le mie feci, sono nere, il cilindro fecale è verniciato di sangue, e allora io mi preoccupo. Oppure mi dice che prima di andare da un bagno ha avuto sanguinamento, mi preoccupo. E bisogna però correlare questo all'età del paziente, perché se è un giovane al di sotto di 40 anni posso pensare che abbia una malattia infiammatoria cronica dell'intestino. Tipo il Crohn. Morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa, una colite ischemica nell'anziano. Ma se un paziente ha superato i 65 anni e mi viene a dire che ha le feci sanguinanti o che c'è stata una variazione delle sue normali attività defecatorie, cioè se un paziente è normale e poi ha la diarrea o diventa stitico, e allora io mi preoccupo. Non è tanto la sua diarrea perenne o la sua stitichezza datata da tempo, ma la variazione delle sue
abitudini defecatorie mi preoccupa, quindi è la variazione che dobbiamo andare a cogliere. Perché quando il tumore, e purtroppo succede nel 25% di quello che le stavo per dire, la occlusione intestinale, perché questo tumore cresce, il nostro organismo si abitua piano piano, per cui prima diventa stitico, poi si occlude. Certo. E questo succede quasi in 1/3 dei pazienti, tuttora. Per cui già il semplice motivo che il paziente viene alla nostra osservazione in chirurgia, in occlusione intestinale, è già un fattore di rischio che innalza la mortalità operatoria, peroperatoria, post-operatoria. Per cui la cosa importante, ritornando al nostro discorso, è lo screening. Quindi persone che sono assolutamente asintomatiche. Quindi cosa si fa? Lo screening prevede che arrivato a una certa età, 50 anni, 55 anni, si invia posto casa o vanno nelle farmacie o nei medici di base o negli ospedali, ritirano un pacchettino che serve per mettere un po' di materiale fecale e vedere se c'è il sangue, ma non quello abbondante e macroscopico, ma quello che non si vede, che si chiama occulto. Quindi sangue. Se questo esame risulta positivo, quindi positivo al sangue occulto nelle feci, almeno 3 volte, si passa al secondo livello. Certo. Secondo livello che è l'endoscopia. Una criticità, perché noi siamo qua perché vogliamo informare le persone, non per farle preoccupare. Ma le dico che purtroppo l'adesione al sangue occulto nelle feci è bassa. Vabbè, non c'è una strategia di comunicazione, è bassa. E si è visto una cosa, che se si dà alle farmacie hanno una percentuale di adesione che è intorno al 20%, però se questa boccettina la dà e parla il medico di medicina generale, saliamo al 52%. Già. Cioè 1 su 2 fanno il sangue occulto nelle feci. La ricerca del sangue occulto nelle feci. Quindi dobbiamo puntare sui medici di famiglia. Sui medici di famiglia, incentivandoli, perché già lavorano abbastanza, hanno 1500 pazienti, per cui, ma una parola spesa del medico di medicina generale innalza dal 16-18% al 52% l'adesione al sangue occulto nelle feci. Ma scusi, ma i medici di famiglia non si potrebbero consegnare i barattolini dove mettere il derivato biologico, chiamiamolo così? Potrebbero anche averlo loro, anziché lasciarlo nelle farmacie. Adesso io ti do questa boccettina, tu domani mi hanno detto i colleghi dello screening che stanno tentando anche questa carta, grazie anche all'ordine dei medici e grazie anche a questi metodi di diffusione. Bene. L'altra criticità. Qual è? L'altra criticità, che pazienti che arriva la lettera e si dice: caro signore, lei è risultato positivo al sangue occulto nelle feci. Panico. E noi abbiamo notato che con questo congresso che abbiamo fatto Nord, Centro, Sud, abbiamo notato che in Veneto la adesione dei pazienti con sangue occulto nelle feci positivo alla colonoscopia è intorno all'85%. Altissima. Altissima, e diciamo che i fautori dello screening dicono che superando l'85% sarebbe meglio il 90%, però loro anche con l'85% dicono che è un buon risultato. Ma scendendo verso giù, per esempio nella regione Lazio è il 46%, quindi meno del 50%. Quindi significa che io ho il sangue occulto positivo nelle feci e non vado a farmi la colonoscopia. Ma qual è il meccanismo mentale, professore Schumann? Ma abbiamo di più purtroppo, che dalle nostre parti, quello che mi ha detto il nostro amico, quello che hanno pubblicato, è che non supera il 30%. Bassissimo. Quindi significa, ma oltre a questo dobbiamo fare anche noi delle considerazioni, che la fortuna, tra virgolette, di avere trovato il sangue occulto nelle feci
è qualcosa di importante, perché solo il 30% delle lesioni del colon sanguinano, e quando sanguinano non sanguinano sempre, sanguinano in maniera così anarchica. Per cui se il paziente a sua volta risulta negativo, dopo 1 anno, massimo 2, deve ripetere il sangue occulto nelle feci, perché non è detto che se uno è negativo veramente. È negativo oggi perché quel tumore, quel polipo che ha, non è sanguinante. Per cui... Però, professor Sciumè, laboratoristicamente si chiede sempre di fare almeno la determinazione per la ricerca del sangue occulto nelle feci almeno 3 volte in 2 settimane. Sì. Quindi c'è anche questo, cioè se io oggi sono negativa, può essere che la settimana successiva potrei insomma essere positiva. Si può perdere per strada questo ipotetico E allora, paziente, no? volevo dire che per esempio in Olanda hanno fatto un altro ragionamento. Il 70% dei tumori si trova al di sotto dei 40 centimetri, per cui loro hanno pensato di fare una rettosigmoidoscopia, cioè andare a vedere 20 centimetri, 18 centimetri di retto e 20 centimetri di sigma, perché il 70% dei tumori si trova in questa zona. Sì. E hanno avuto una cosiddetta una scoperta tumorale che supera il 20%. Quindi... Però, perché loro cosa fanno? Se trovano un polipetto e allora invitano al paziente e glielo dicono: guardi che noi abbiamo trovato un polipo. Il fatto che abbiamo trovato un polipo a 20 centimetri può significare che ce ne sia un altro più sopra. Per cui loro dedicano la colonoscopia totale a quelli che hanno già qualcosa. Perché la percentuale di visita, cioè di andare a intubare l'ultima parte dell'intestino, che poi sarebbe la prima, cioè quella parte di intestino che finisce a fondo e quindi si chiama fondo cecale, sì. Che tutto quello che è vicino alla bocca noi diciamo che è prossimale, quello che è lontano dalla bocca diciamo che è distale, quindi questa parte che noi iniziando dall'ano in realtà è la prima, mentre il retto è l'ultima, per cui e qua diciamo adesso entra in gioco il professore, non perché là abbiamo bisogno di istruire molti medici a fare una coloscopia totale. A fare una coloscopia? Totale. Cioè significa dall'ano al cieco, perché purtroppo la percentuale non è molto alta, siamo intorno al 90%. Quindi io dico, ho sempre definito una coloscopia incompleta come se una donna facesse una mammografia di una sola mammella, e l'altra metà. Quindi quando noi non riusciamo a vedere tutto il colon, o lo mandiamo a un personale più esperto o facciamo fare una colonoscopia virtuale. Perché... la virtuale, ma ci sono allora altre criticità attorno alla virtuale, no? Allora c'è chi dice la virtuale può avere una buona resa nella diagnostica, ma c'è chi dice effettivamente ci sono delle microlesioni che la virtuale non riesce a scorgere. Infatti noi che si fa? Noi diamo, e non è terapeutica, Noi diamo l'indicazione a fare una colonoscopia virtuale quando non riusciamo a completarla. Perché ci sono tanti motivi, per esempio una donna che ha avuto 3 parti cesarie, ha avuto delle aderenze, sì, ha una diverticolosi con pregressa diverticolite e allora onde evitare la perforazione, allora uno si ferma in maniera prudenziale e quindi questo fa parte del 4-5% che non si riesce a completare. Ma perché, professore Sciumè, la coloscopia può causare una perforazione? Sicuramente in un intestino fragile, trattato, sì, però allora, è un rischio questo. La può procurare e si è notato che la percentuale è molto bassa, cioè 1 su ogni 30-40 mila, stiamo parlando di 1 ogni 30-40 mila. Però a tal proposito volevo dire semplicemente che ci sono, per istruire i medici, ci sono dei simulatori che sono eccezionali. Questi simulatori non costano neanche tanto, costano intorno a 20.000 euro. E questo simulatore ci sono 9 difficoltà diverse
per eseguire una coloscopia. Là uno si può permettere anche di perforare. E quando è un apparecchio eccezionale perché grida quando sente dolore. Quando comincia le lucine rosse, quando c'è qualcosa che non va, quando c'è troppa insufflazione di aria o quando c'è qualche polipecchetomia che è andata a male. Quindi c'è una parte diagnostica e una parte terapeutica. Per quanto riguarda la nostra coloscopia, io volevo subito rassicurare coloro i quali ci stanno ascoltando. Guardate che è una tecnica indolore. Ma indolore, ma voi chirurghi ci aiutate ad affrontarla, ci sedate in qualche modo? Facciamo una sedazione profonda e poi abbiamo dei piccoli accorgimenti. Primo, le persone hanno paura della preparazione. Sino a poco tempo fa potevamo prescrivere un elemento purgante che era di 4 litri. È un disagio, professor Sciumè, non è 4 tanto paura, litri. è un Sì, disagio. è un disagio e anche un po' di paura. Ma adesso abbiamo il basso volume. Abbiamo un basso volume, che sono di 2 litri o addirittura negli ultimi tempi abbiamo anche quella di 1 litro. Quindi basta 3-4 giorni a non mangiare scorie, frutta, verdura, ortaggi e legumi. Cioè non mangiare frutta, verdura, ortaggi e legumi? Per 3 giorni, prima della coloscopia, poi somministrare questo farmaco che è mezzo litro la sera e mezzo litro la mattina. Tutto in una volta? Mezzo litro. Cioè si può bere a sorsetti? Sì, o si deve bere mezzo litro tutto in una volta? No, a sorsetti e si va in bagno, l'indomani poi già si va in bagno. Poi si beve solo mezzo litro di acqua semplice, sì, di bottiglia, e poi l'indomani mattina lo stesso. Dopo 3 ore si può fare la coloscopia e sono puliti. Allora siamo 1 litro e mezzo, professore Sciumè, non siamo 1 litro. 1 litro e mezzo. Sono 2 litri, però 1 litro di purga e 1 litro può essere tè, camomilla, ecco, può essere acqua e alloro, può un essere acqua semplice. Questo. In realtà la purga è 1 litro. Andiamo adesso alla coloscopia. Sì. Innanzitutto la privacy. Per fare una buona coloscopia tra entrata e uscita ci vuole 1 ora. E le spiego perché. Arriva il paziente e c'è l'accoglienza. Dopo si fa firmare il consenso informato, si prepara l'ammalato anche da un punto di vista di abbigliamento, nel senso che forniamo un pantaloncino con una finestrella nella parte che serve solo per scoprire e poi si richiude, quindi anche da questo punto di vista abbiamo un'accortezza molto importante. Si prende una vena e si comincia con l'ossigeno, la monitorizzazione di tutti i parametri vitali, quindi cuore, pressione e ossigenazione. Quindi da questo momento si inizia, dopo aver fatto somministrato il farmaco sedativo e anche un antidolorifico, ma la bellezza che da circa 6 mesi, dopo aver richiesto, e la nostra amministrazione è molto sensibile a questo, abbiamo richiesto una pompa di insufflazione non di aria ambiente, ma di anidride carbonica. Perché? Perché? L'anidride carbonica viene assorbita e viene eliminata col respiro. Per cui, a differenza dell'aria ambiente, l'anidride carbonica viene riassorbita 250 volte in più dell'aria ambiente. Per cui, tra la sedazione, tra la somministrazione di anidride carbonica, cioè il paziente non ricorda nemmeno quello che sta facendo. Alla fine il paziente quasi quasi ci rimprovera perché stava sognando. E voi l'avete svegliato. Stava sognando e l'abbiamo disturbato. Sì. Appena finisce, noi subito lo accompagniamo nella sala cosiddetta recovery room, cioè in una sala in cui è come se fosse una spa, dove c'è la musica di sottofondo, dove si continua la monitorizzazione del paziente e un infermiere o un medico va a vedere. Abbiamo 4 posti letto proprio dedicati a questa recovery room.
Se abbiamo finito, vabbè, ho tante altre cose da dire. Sono cose importantissime, perché lei ci ha raccontato una colonoscopia che sembra quasi un sogno da voler vivere. È così, è così. Cioè, è incredibile, No, pure la musica, cioè, non il abbiamo, rilassamento, il non controllo. abbiamo detto niente di più di quello che facciamo ogni Ma questa è giorno. una cosa importante. Per cui un'ora, ora volevo anche, Sì. e poi magari concludo, dicendo che la giornata lavorativa di un medico è di 6 ore. Quindi 6 ore e 20. 6 ore e 20. Se uno sta sempre là fermo, ci vuole un'ora per ogni paziente, puoi fare 6 pazienti al giorno. Sì. Quindi un medico, 6 Certo, pazienti. un paziente, sì. Oh. Perché bisogna fare una colonoscopia, che è quella che abbiamo raccontato, si chiama colonoscopia di qualità. E io ci tengo tantissimo alla colonoscopia di qualità. Poi, per cui ad Agrigento, per esempio, noi abbiamo 3 sale e abbiamo 3 medici. Per cui se io avessi altri 3 medici, quella endoscopia potrebbe lavorare mattina e pomeriggio. Finalmente, siccome lo screening è un obiettivo che viene dato a tutta l'azienda, probabilmente ci daranno altri medici e potremmo servire a ulteriore popolazione. Consideri che facciamo circa 4.000 esami all'anno, certo. Il mio obiettivo è quello che questa endoscopia lavori 12 ore al giorno, di modo tale che tutte e 3 le sale possono lavorare e dare, perché ci sono purtroppo delle prenotazioni molto prenotazioni di screening. Prenotazioni allora, di cosa deve fare un paziente che al quale lo screening, a cui il medico di famiglia dice deve fare la coloscopia? Lo screening ha una corsia preferenziale. Lo screening ha una corsia preferenziale. Ecco perché io voglio fare in modo tale che 2 medici si possano dedicare esclusivamente allo dedicati sì. al secondo livello. Sì. Poi 2 medici dedicati al secondo livello, uno di mattina e uno di pomeriggio, di modo tale, più tutta la richiesta che abbiamo dai reparti interni, dai reparti in cui fanno solo colonoscopia diagnostica e non operativa, sì. Per cui quando trovano un polipo che supera i 10 mm li mandano da noi, perché facciamo l'endoscopia di secondo livello o addirittura anche di terzo livello. Che significa il terzo livello? Significa quei polipi che superano i 25 mm, i 30 mm, che sono al confine tra trattamento endoscopico e trattamento chirurgico. E poiché il sottoscritto è direttore dell'endoscopia e della chirurgia, passiamo subito al terzo livello. Tant'è vero che ogni settimana abbiamo qualcosa come 2-3 cancri del colon da operare provenienti dall'endoscopia, perché il traino della chirurgia generale per quanto riguarda i tumori del colon è l'endoscopia. E allora abbiamo sviluppato, e per questo il titolo era primo, secondo, terzo livello, follow up, chiusura di un cerchio. Abbiamo chiuso un cerchio. Il paziente che viene da noi entra e poi rimane per fare tutto, sia la chemioterapia, la radioterapia, nel caso in cui fosse. Poi quella neoadjuvante, quella post e l'intervento chirurgico che oggi viene fatto con una tecnica mini-invasiva che si chiama laparoscopia. Professore Cimè, con lei si potrebbe parlare ore e ore e ore, no? La chirurgia è un universo, è veramente, vabbè, però già quello che abbiamo sentito è stato importantissimo. Grazie, professore Cimè. E allora, passiamo a un altro argomento che con la prevenzione c'ha poco a che vedere, perché là c'è un dato di fatto. Allora, Sandro Bennici, allora, dalla protezione civile al soccorso, alla vera emergenza, come si fa un passaggio del genere? Cosa scatta? Quale meccanismo dentro una persona che si prodiga in questo qual senso? E in che cosa consiste poi l'emergenza di cui lei fa parte? Salve a tutti e ti ringrazio per questo invito. Beh, io direi che in ogni caso le due cose diciamo che camminano insieme, perché con la protezione civile molto spesso ci si trova a fronteggiare delle emergenze. Quindi oggi l'operatore di protezione civile deve in qualche modo essere preparato ad affrontare
le emergenze, non solo a livello logistico ma anche a livello sanitario. Quindi mentre prima magari il semplice volontario era impiegato dalle associazioni di volontariato e dalla protezione civile per in qualche modo aiutare la popolazione, lo fa anche ora per carità, per il montaggio delle tende, per l'approvvigionamento dei viveri, quindi poi ovviamente all'interno delle associazioni di volontariato ci sono tantissime altre figure, quindi parliamo anche di psicologi che curano la psicologia dell'emergenza. Ma nel caso della protezione civile, l'emergenza, quando ci sono insomma i disastri, no? Le calamità che portano a distruzione oltre di edifici, di città, di paesi, anche di vite umane, ecco, chi fa parte del volontariato può esercitare in quel momento ad aiutare nel prelievo insomma della gente che sta sottoterra o che muore o che è dilaniata. Ecco, vorrei sapere se questo passo viene affrontato da voi. Il volontario di protezione civile intanto in quanto tale coadiuva in tutte le operazioni di soccorso gli enti preposti, le amministrazioni preposte che sono i dipartimenti di protezione civile sia regionali che nazionali, a seconda di dove si verifica l'evento. Noi abbiamo avuto un'esperienza grande, diciamo anche drammatica, quella di aver assistito la popolazione all'Aquila, per esempio con i nostri volontari e con tantissime altre associazioni di volontariato dell'Agrigentino e della Sicilia. Partimmo in quel periodo con qualche migliaio di volontari dalla Sicilia, coordinati dal dirigente della protezione civile regionale, dal dirigente della protezione civile provinciale di quel tempo. Noi andammo lì e ci trovammo davanti ad una situazione veramente triste, catastrofica. La situazione che magari il giorno prima era una situazione normale, in quel giorno tutto diventava strano e anormale. Il medico, per esempio, che veniva a chiederci un farmaco perché non poteva diciamo, ottemperare a quelle che erano le terapie giornaliere dei suoi pazienti, o venirci a chiedere un po' di cibo, un po' di latte perché non aveva la possibilità di andarlo a comprare altrove, perché magari le banche erano state distrutte, i bancomat non funzionavano più. Ma Sandro Pennici, però dico, oltre alla protezione che si prodiga insieme alle varie associazioni che ne fanno parte a livello nazionale, regionale, provinciale eccetera, penso che noi come Italia siamo molto sensibili, rispondiamo molto bene nell'aiuto, no? Nei confronti Noi sì, rispondiamo molto bene. Quando si parla di max emergenze si parla di un coinvolgimento generale del sistema del volontariato. Ecco, ovviamente oramai il sistema del volontariato si è radicalizzato in Italia, quasi tutti, mentre prima si nasceva volontario solo per aiutare fisicamente a livello logistico una certa situazione, oggi all'interno di una struttura di volontariato ci sono medici, ci sono psicologi, ci sono infermieri, ci sono soccorritori, perché in quelle situazioni si deve essere in grado di poter anche monitorare non a livello logistico la gente, ma anche a livello sanitario. Per esempio noi lì avevamo una struttura, un posto medico avanzato, un PMA in grado di poter monitorare le patologie delle persone, diciamo che quotidianamente, valutando anche le varie sintomatologie, quindi il prelievo dei valori glicemici giornalmente, della pressione arteriosa, quindi magari persone che erano sotto trattamento sia cardiologico che respiratorio, seguivano una certa terapia, quindi con i nostri infermieri, con i nostri li affiancavamo nel proseguire questo percorso terapeutico e quindi lì in realtà funzionava come se fosse un ospedale da campo. Ecco, i vari medici lavoravano quotidianamente perché in qualche modo si dovevano seguire quelle persone, si dovevano attenzionare ognuna per le proprie problematiche patologiche. Quindi
Il volontario oggi è cambiato, il volontario è un professionista, il volontario è una Certo. persona che deve essere Ha sottoposta delle sue competenze, ovviamente. quotidianamente a degli step formativi, sia a livello logistico che a livello sanitario. Ovviamente, anche perché un volontario, se non conosce le regole di comportamento in determinate situazioni dove c'è assolutamente la necessità sanitaria dell'intervento, può arrecare danno Certo. e non agevolare il lavoro dei sanitari in prima persona. Ovviamente, però una sì. domanda la devo fare. Siccome noi sappiamo bene che sui social è facile raccontare notizie, così come si esaltano determinate professionalità e così anche i volontari in questo qual caso, si possono anche azzannare le varie figure, no? E noi vediamo spesso il più famoso, no? Medico italiano, Gino Strada, insomma lo sappiamo tutti quello che fa come volontariato, però viene tanto sannato quanto criticato. Ecco, chi è stato dentro, chi è dentro ecco, queste organizzazioni, effettivamente c'è da criticare questa gente, c'è un approfittarsi nel volontariato di quello che si fa. Perché queste critiche, perché la polemica attorno al volontariato? Guarda, la polemica attorno al volontariato, intanto chi fa volontariato lo fa spassionatamente e non si cura di quelle che sono le polemiche. Oggi la figura del volontariato dovrebbe essere rivalutata e in qualche modo sostenuta, quello che in realtà il nostro Stato italiano non fa, perché a volte l'operatore volontario viene lasciato abbandonato a se stesso e a volte magari cozza con delle problematiche enormi che non riesce a superare. Per esempio molto spesso si parla tanto di rimborso spese per i volontari e molto spesso i volontari ci rimettono per andare a fare un'attività di volontariato, dove magari le pubbliche amministrazioni prima che danno la disponibilità economica per sopperire a quelle spese, ci vogliono dei tempi lunghissimi, mesi e mesi, quindi a volte anche il volontario stesso si stanca perché non riesce in qualche modo almeno ad avere rimborsate le spese necessarie. Ma il volontariato fatto questo genere di volontariato, come il nostro medico italiano che si prodiga insomma, in terre straniere, le terre del terzo mondo, perché ancora ecco, siamo lì a questo livello, chiedono aiuto. Allora, queste associazioni hanno bisogno del nostro aiuto per essere sostenute, no? O è il governo che le aiuta? Allora, le nostre associazioni dovrebbero essere aiutate, ma oggi per esempio si assiste a uno scenario triste. Molte associazioni di volontariato stanno chiudendo i battenti perché non hanno più la possibilità di autosostenersi. Ecco che specializzarsi nel servizio sanitario, l'evoluzione della nostra associazione, no? Che parte dalla protezione civile, sfocia adesso nel sistema dell'emergenza urgenza quotidiana e nasce proprio perché con l'assistenza sanitaria si ha la possibilità di fare delle convenzioni particolari col sistema sanitario regionale o nazionale per poter avere almeno rimborsate le spese per acquistare mezzi che noi abbiamo acquistato ad Agrigento. Sono 2 ambulanze di tipo A di rianimazione opportunamente attrezzate con tutti i presidi sanitari a bordo che sono in grado di concorrere, di aiutare il sistema regionale dell'emergenza urgenza. Bene, allora Sandro Bennici, noi ormai ci auguriamo di non avere niente, no? Né incidenti né malesseri, però lei è diventata una figura di conforto, perché la vediamo ovunque succeda qualcosa, ma nel senso della immediatezza del soccorso, della risoluzione il più delle volte, no? Ecco, quindi oggi il suo mestiere qual è in realtà e quali sono le sue esperienze? Allora, noi quotidianamente, intanto dopo aver fatto un protocollo d'intesa con il sistema di emergenza e urgenza regionale e quindi anche con l'assessorato alla salute, abbiamo messo a disposizione le nostre ambulanze di rianimazione per far eccedenza con il 118 di Agrigento.
Cosa vuol dire? Vuol dire che quando le ambulanze del sistema dell'emergenza urgenza 118 di Agrigento sono impegnate, in automatico quella chiamata viene smistata alla nostra unità operativa che fa sede al villaggio Mosè. Quindi siccome diciamo che le richieste sono enormi su Agrigento, perché noi arriviamo anche a Siculiana, a Porto Empedocle, a Favara, quindi molto spesso quelle ambulanze sono impegnate, quindi il nostro intervento a volte e spesso è diciamo efficace. Chi sono le figure professionali? Le figure professionali sono medici che volontariamente ci affiancano, per esempio il nostro direttore sanitario volontario, il cardiologo dottor Giovanni Vaccaro, che io saluto, nostri amici che spesso ci aiutano, anestesisti come il dottor Gerlando Fiorica, che ci aiuta anche durante il nostro percorso formativo per diciamo, le conoscenze di tipo appunto di intervento, del primo soccorso. Ecco, di rianimazione. Noi a bordo non ci fermiamo più al primo soccorso, anche se personalmente sono anche un istruttore di BLSD e di pratiche traumatiche, ma diciamo che ottemperiamo a quelli che sono degli step diversi dalla semplice valutazione dal primo soccorso, perché concorrere all'emergenza significa trovarsi davanti a un politraumatizzato, una persona che ha un dolore toracico, una persona che potrebbe avere un problema ischemico di tipo neurologico e quindi bisogna saperlo valutare, quindi fare un triage immediato, un primo triage immediato da parte dei volontari è efficace per poter trasferire quelle informazioni alla centrale operativa che di conseguenza darà un codice per quell'intervento, quindi aver azzeccato in qualche modo diciamo quella sintomatologia che poi porterà a una patologia successivamente è molto importante e fondamentale, quindi i nostri volontari devono essere seguiti da professionisti, da medici che comunque ci insegnano quotidianamente come fare ad intervenire, come fare a riconoscere le varie problematiche per poi poterle risolvere. Quindi la nostra associazione di volontariato si evolve perché in qualche modo deve sottostare a quelle che sono delle regole di comportamento e di valutazione necessarie per la risoluzione del problema. Giusto. E allora, Sandro Benici, adesso parliamo un attimo anche di esperienze. Giorni addietro sgominata una banda che spacciava droga ai ragazzini. Molto spesso d'estate io la vedo correre con ragazzi in barella tra ubriacature e anche uso e abuso di droghe. Noi questa realtà di gente non la conosciamo, forse lei la conosce meglio di noi. Quindi siamo rimasti un po' scioccati, ma abbiamo scoperto l'acqua calda alla fine, perché anche Agrigento purtroppo vive questo contesto di degrado o paradossalmente magari non è un degrado, è un avanzamento intellettivamente parlando di quello che è l'approccio nel mondo dell'euforia data dall'uso delle droghe. Ecco, nella sua esperienza. Droghe e alcol sono due fattori comuni ultimi nella nostra città di Agrigento. Molto spesso trovandoci a fare delle assistenze private, per esempio in occasione di eventi particolari o di concerti o delle assistenze, ripeto, facendo parte del sistema su chiamata della centrale operativa del 118, ci accorgiamo e incappiamo in certe situazioni dove ci troviamo davanti a tredicenni, a quattordicenni, figli magari di nostri cari amici che poi scopriamo appunto di essere figli di persone per bene, per carità, però che si trovano in situazioni veramente critiche con codici di intervento particolari, tipo avere assunto delle droghe magari a volte pure pesanti o di avere una intossicazione etilica di tipo severo. Ma Sandro Benici, nell'esperienza sempre personale, cioè adesso con il codice della strada regolamentato da 1-0
soprattutto i minorenni, no? Per quanto riguarda l'alcolemia, cioè l'alcol presente nel sangue, ecco, come mai ancora i giovani fanno uso e abuso di questo alcol? O, insomma, esiste, questa è una realtà che esiste, ecco, è vero? Non è cambiato nulla? Non è cambiato nulla, non è cambiato nulla, però diciamo che negli ultimi anni, per esempio per quanto riguarda i grossi eventi, quelli a cui noi diamo la nostra assistenza, tipo maxi concerti o le feste nelle discoteche, ci accorgiamo che i giovani si stanno organizzando diversamente, si organizzano con dei pullman, con dei bus navetta, dove hanno la possibilità di concentrare un raccoglimento in un certo punto e da lì con un autista privato vengono trasferiti nella sede dell'evento e successivamente poi riportati indietro. Quindi possono bere? Quindi lo fanno proprio perché c'è questa possibilità di raggiungere il sito e di ritornare anche se hanno alzato un po' il gomito, ma il problema resta comunque, perché molto spesso noi andiamo nel sito ad andare ad intervenire su situazioni in cui diciamo sono tra l'intossicazione etilica e la crisi veramente severa che è quella di un coma etilico possibilmente. Certo. Traumi della strada, tanti? Traumi della strada sono tantissimi. Per ultimo ieri sera, non scendendo appunto nei particolari, una ragazza attraversa la strada alle dune intorno alle 2:30 e viene investita da un'auto pirata che scappa. Adesso situazione al vaglio un po' degli inquirenti, la ragazza politraumatizzata. Io mi trovavo lì per caso ieri sera, ero proprio ti trovi sempre dovunque, mi trovavo lì per caso perché avevo finito di lavorare e mi sono trovato davanti a questa situazione. Contemporaneamente sono venuti i ragazzi del 118 di San Leone che tempestivamente hanno diciamo, saputo valutare e soccorrere il malcapitato, in questo caso la ragazza, e che appunto presentava lesioni e traumi ovunque. Quindi il saper gestire il trauma oggi è fondamentale per salvare la vita a una persona. E allora, intanto mi fa ricordare, e lo voglio dire, che in questo tragitto Viale delle Dune tanta gente, e fra questa gente ragazzi, è stata investita nel corso degli anni, per cui credo che lì una piccola regolamentazione dovrebbe prima o poi scattare, perché tanti sono stati uccisi pure in questa strada mentre attraversavano, dal signore che portava l'immondizia da un lato ad un altro, dal ragazzo che camminava a bordo del marciapiede, quindi è una strada effettivamente con una sua grande criticità. Lì si muore anche per gioco. Per gioco? Per gioco, sì. Ti racconto un aneddoto. Parecchi anni fa alcuni ragazzini provavano ad attraversare la strada durante il transito di un autoveicolo, cioè praticamente tra di loro si sfidavano per chi riuscisse a passare per prima e non essere, diciamo, in qualche modo investito dall'auto. Purtroppo uno di questi fu investito in pieno e lì ci perse la vita. Parliamo di parecchi anni fa, io mi trovavo lì a fare l'intervento e quel ragazzo non ce l'ha fatta. Quindi si muore anche per questo, perché spesso questa tra l'altro è una dinamica frequente. Si muore anche perché là si beve, ci sono i chioschi in estate e poi questi ragazzi si trovano a percorrere la strada e spesso vengono investiti. Devo in qualche modo denunciare il fatto che questo sito è al buio. Per esempio nella parte alta di San Leone, quindi nella parte centrale fino alla fine di Le Dune, lì è una zona molto buia e spesso i ragazzi quando alle 2, alle 2:30 escono dai chioschi, dalle spiagge, si trovano davanti a questa situazione, all'impossibilità da parte di alcune persone che camminano con la propria auto
trovarsi ad investire dei ragazzi senza che a volte riescono a Ecco, vederli, lì c'è o una perché magari hanno un tasso alcolemico elevato, loro stessi magari in preda di questo barcollano per la strada e ti sbucano davanti improvvisamente, quindi tu non hai la possibilità nemmeno, quindi è molto importante attenzionare questa zona anche sotto diciamo, il discorso anche dell'illuminazione. E allora, i traumi della strada sono in aumento tra i ragazzi e sono più in aumento con i motocicli o con le macchinette elettroniche? Questo è giusto saperlo, elettronica, benzina saranno, no elettroniche. Ecco, così, anche perché è una realtà che spesso non conosciamo. Allora, le macchinette elettriche sotto un certo aspetto sono, ecco, non elettroniche. sì, sono, diciamo in qualche modo più sicure degli scooter, ecco. Eppure c'è chi dice, dallo scooter ti puoi svincolare, saltare via, da lì puoi rimanere schiacciato. Insomma, diciamo che noi genitori siamo veramente lì messi lì. L'evento può capitare dovunque, Esatto. capita anche a una persona che cammina per strada, a un pedone e una macchina ti finisce addosso, cioè voglio dire, non ti finisce addosso. Però con lo scooter si ha più probabilità di poter incappare ad un evento, ad un incidente, perché se non sei tu, sono gli altri magari che ti vengono addosso, ti tagliano la strada, magari i ragazzi sono pure imprudenti, a volte anche guidano senza casco e quindi questa è anche e questi sono messaggi che dobbiamo noi così fare arrivare soprattutto ai genitori, perché ai ragazzi, lo dico sempre, lo speciale medicina non lo seguono, non gli importa più di niente, però i genitori poi possono essere un meccanismo di comunicazione e di riferimento importante. E allora, Sandro Bennici, quindi a questo punto io vorrei capire esperienze belle, esperienze brutte. Adesso lei ci racconta un'esperienza bella, un'esperienza brutta, perché anche quella ci sta, e così noi ascoltiamo. L'esperienza brutta è quella di trovarsi davanti a una persona che ti chiama per esempio per una semplice algia addominale, no? Magari valutandola lì sul posto ti accorgi che alcuni parametri non vanno, allora lo inviti a seguirti in ospedale perché magari quella persona si alza tranquillamente ed improvvisamente nella scala crolla per una ischemia cardiaca o per un infarto, dove anche l'utilizzo del defibrillatore in quel momento non è neanche consigliato, perché dopo averlo diciamo, monitorato, non essendoci attività elettrica nel cuore, in ogni caso il defibrillatore non può funzionare. Quindi quella persona che un minuto prima ti parlava e un minuto dopo ti crolla davanti, proprio perché diciamo, improvvisamente un arresto cardiaco, una morte improvvisa sopraggiunge e ti trovi lì a guardare i suoi genitori, i suoi parenti o i suoi figli che cercano disperatamente e ti chiedono disperatamente il tuo aiuto e tu sei lì ottemperante a quelli che sono i protocolli appunto dell'emergenza. Però sai che non è andata bene. Non è andata bene, è triste, molto triste. È triste. Invece le esperienze positive sono quelle, per esempio, quando tu arrivi a casa di una mamma disperata che chiama perché la figlia o la bambina o il neonato ultimamente quest'estate, per un problema di iperpiressia, la bambina ha avuto delle convulsioni ed era quasi assente, quindi incosciente. Arriviamo lì sul posto, l'abbiamo trattata con una semplice manovra che sarebbe bene nei nostri corsi che quotidianamente facciamo anche negli asili nido, per le mamme, nelle scuole, che diciamo appunto, trattandola in un certo modo, abbiamo fatto in modo che la temperatura corporea si abbassasse, semplicemente schiacciando una busta di ghiaccio e avvicinandola alla carotide. In qualche modo noi diciamo al nostro ipotalamo, che è quello che è il centro della termoregolazione, già. Cerca in qualche modo che termoregolizza il nostro corpo, e in quel momento la bambina, appunto la temperatura del bambino si è abbassata in qualche modo tu te la vedi già più presente, la prendi in braccio, comincia a piangere, sono delle belle soddisfazioni perché quel genitore proprio non sapeva
Ho un'altra soddisfazione e concludo, quella di aver diciamo, parlato con una persona che il momento prima aveva avuto un disturbo epigastrico, no? Aveva avuto un episodio di emesi e voleva andare a casa tranquillamente, però noi ci siamo accorti che quella persona aveva anche avuto un episodio di sudorazione algida, di dolore toracico sia anteriore che retrosternale, e da lì a bordo abbiamo fatto un semplicissimo elettrocardiogramma e da lì ci siamo accorti che alcuni valori erano, diciamo, sopraslivellati e in qualche modo quello è il caso in cui le matemesi e matemesi non si capisce mai come si dice. Ci siamo accorti che quel tratto, essendo appunto sopraslivellato, era riconducibile ad un'ischemia. Allora, quindi è salvare una vita, giusto? Certamente, quindi in quel caso diciamo, dall'insorgenza della sintomatologia trasferito in emodinamica, la persona è stata trattata per via endovascolare e di sostruzione delle arterie. Con l'inserimento di uno stent, quindi quella persona è poi stata salvata. La cosa più bella è che l'indomani la moglie di quel signore, tra l'altro provenivano da Ragusa, erano in gita qui ad Agrigento, sono venuti a trovarmi ringraziandomi per questa attenzione particolare che avevo prestato alla sintomatologia del marito, che magari poteva essere in qualche modo sottovalutata, sottostimata, che loro addirittura volevano andarsene col proprio camper, volevano ritornare a casa e chissà cosa sarebbe successo dopo, certo. se sicuramente... Essere accorti non è mai abbastanza. Quindi, per concludere, in esperienze belle e insomma in qualche modo anche significativamente... questa è stata già un'esperienza bella. Esperienze brutte sono quelle che noi purtroppo, come quella che raccontavo poc'anzi, appunto di esperienze dove tu ce la metti tutta, però non puoi far nulla, e sono quegli eventi che si verificano con le famose cause di morte improvvisa, no? Che colpiscono spesso i nostri giovani, colpiscono anche improvvisamente quelle persone. Come morte improvvisa è un mistero, non si sa mai, si può dedurre, possa essere stato un infarto, un aneurisma, però potrebbe essere, Sandro Bennici, ne approfitto per dire, anche un colpo di sonno dopo aver lavorato una notte intera, come la nostra infermiera, la nostra che purtroppo collega dopo il infermiera turno che di notte purtroppo ha trovato il suo destino che l'attendeva lì. Tra l'altro lei lavorava in neonatologia, nell'unità operativa intensiva neonatale, per cui con i bambini piccoli non si può dormire, non ti puoi riposare, e un'infermiera sta sempre lì, e poi dopo il turno ha salutato tutti con un sorriso e da lì a un'ora non c'era più. Ecco, e succede anche questo. E succede purtroppo anche questo. Succede anche questo. Però, dico, la vita purtroppo è questa e dobbiamo cercare di affrontarla sempre con professionalità e non trascurando nulla. Un'ultima domanda: se noi dovessimo trovare un traumatizzato prima che arrivi il 118, quello che noi sappiamo, i consigli delle nonne, mettiamolo così, non toccarlo, non girarlo, la colonna vertebrale eccetera, è sempre valido o dobbiamo dare un soccorso? Allora, la persona viene avvicinata da un laico, una persona che non ha completamente esperienza, e quello che deve fare è chiamare immediatamente i soccorsi, chiamare immediatamente il 118, perché già questo è un soccorso. Ecco, invece i protocolli che sia gli operatori del 118 che gli operatori volontari come noi ovviamente, noi siamo diciamo, obbligati in qualche modo a sottoporre la persona a tutta una serie di accorgimenti e di valutazioni che comunque ci consentono di poter immobilizzare, per esempio, senza causare danno, senza causare danno, avvisare il trauma center, quindi e trasferire immediatamente, prima possibile, il malcapitato in ospedale. E nei casi più complicati ci avvaliamo della possibilità di chiamare l'elisoccorso, che in un paio di minuti, ed è un servizio fondamentale e indispensabile, riescono ad arrivare sul posto, a trasferire il paziente, diciamo, nei posti dove più difficili. Sì. Grazie Sandro Bennici. Concludiamo questa puntata con un messaggio velocissimo a chi ci ascolta, propositivo sempre. Ecco, diamoglielo. Un messaggio ai nostri giovani, perché ne
ne vediamo di tutti i colori in giro. Io voglio ribadire anche genitori, questo. sono E loro anche che ai devono genitori, che molto spesso sono convinti che magari i figli lasciano la propria abitazione in un certo modo, ma poi si trasformano e poi in qualche modo cercano di emulare gli altri e magari sbagliando. Quindi cosa Ecco, devono dire questi genitori ai figli? i genitori devono in qualche modo seguire i propri figli, specialmente in un'età che va dai 14 ai 16 anni, perché oggi i nostri figli ci chiedono a questa età già di voler uscire, di voler restare fuori fino a un certo orario, quindi noi non dobbiamo lasciare, diciamo, nulla al caso, dobbiamo cercare di essere sempre presenti e oppressivi. Ecco, senza pietà, emulando quello che Ha facevano ragione. i nostri genitori. Ha ragione. Quindi l'essere oppressivi, essere petulanti a volte. Allora, Sandro Benici, a me mi hanno è detto, importante. io non voglio per questo dire, ma insomma, nelle discoteche i giovani di 14-15 anni si fanno con vari tipi di droghe, bevono, cioè sono realtà che noi genitori, a cui noi non pensiamo, perché il nostro figlio, secondo il nostro criterio educativo, non lo può fare. Invece praticamente i figli di tutte le mamme, non dico tutti, non voglio totalizzare la mia considerazione, ma nella generalità dei casi va così. Ecco, il bene salute ormai in questi giovani non è stato inculcato per come noi ci prodighiamo a fare ogni giorno, e in campo sanitario, e in campo familiare, e dappertutto. Comunque, grazie Sandro Benici. Prima di concludere volevo ringraziare semplicemente un notaio di Agrigento, un famoso notaio di Agrigento che ultimamente ci ha donato un defibrillatore proprio perché durante un intervento in un incidente stradale a Palma di Montechiaro abbiamo in qualche modo concorso a salvare la vita al proprio figlio. Ecco, lì non c'entrava l'alcol, ma c'entrava l'imprudenza di un'altra macchina, di un altro soggetto che era in preda di alcol, tasso alcolemico altissimo, e che stava distruggendo, diciamo, due ragazzi che viaggiavano nella loro strada senza, non diciamo, solo attenti a noi stessi, ma soprattutto in quel agli caso altri. siamo intervenuti, abbiamo risolto il problema, e quindi volevo ringraziare questo famoso notaio di Agrigento che diciamo, per questo evento ci ha voluto regalare un defibrillatore. Bene, grazie Sandro Benici. Allora, professore Sciumè, abbiamo parlato di cancro del colon retto, e quindi abbiamo detto che tutti vogliamo fare la coloscopia in ospedale perché abbiamo le sale che lei ci ha descritto, abbiamo il post con il rilassamento ed è bellissimo anche la musica, quindi la coloscopia non fa più paura, la coloscopia significa salvare la vita alle persone, il più delle volte, no? Un messaggio? Sì. Il messaggio è non abbiate timore, perché conoscere la malattia significa sconfiggerla il più delle volte. E vi posso garantire che il turismo sanitario, almeno per queste patologie, spero di azzerarlo. Il turismo significa i viaggi della speranza? Turismo sanitario, cioè significa le persone che hanno una malattia e si sentono che forse è meglio essere curati altrove. Qua ad Agrigento abbiamo tutto, abbiamo professionalità, sì, e abbiamo volontà e piacere di curare le persone. E abbiamo anche il piacere di formare i medici a tal fine, sia da un punto di vista diagnostico, sia da un punto di vista terapeutico. Grazie professore Sciumè, vi lascio con il nostro video altro tipo di prevenzione, guardatelo sempre con tanta attenzione e non smettiamo mai di imparare che la salute sta in assoluto al primo se non unico posto nella nostra vita. Poi ci possiamo innamorare, poi ci possiamo sposare, però prima la salute. Alla prossima puntata, ciao ciao! Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain,